discorso su Nevio Coric. C'è stato un anno fa, non so, mi ricordo 2 anni fa, quando Carlo presentò la storia del Cineforum veneziano, mi pare da Querini Stampaglia, che parlò naturalmente di Camillo Bassotto, di Francesco Dorigo, eccetera. Poi a un certo punto citò Nevio Coric, ha detto ma non so dove sia, è da 30 anni che non lo vedo, allora io ho detto ma guarda, io Nevio Coric lo conosco, e ci vediamo per varie altre cose, e allora oggi l'ho fatto venire, quindi sono rivisti dopo tanti anni, ed è stato bello, l'abbraccio ci sono date. Però volevo da Nevio, in maniera molto sintetica, una testimonianza di quei primi anni del Cineforum veneziano, che tu mi parlavi tra gli anni 50, 60, se ci potevi dire qualcosa. Beh, ma questo è un fuori programma del tutto imprevisto, e io sono venuto qua proprio per abbracciare un vecchio amico che non vedevo, penso che siano aspetta che sta già partendo, è partito lo spot, 40 anni. mettilo dall'inizio È passato tanto tempo e sono felice di trovarmi in mezzo anche a voi, nel senso che posso dire che malgrado che gli anni passano, il Cineforum è sempre vivo e vegeto, e quindi penso che allora abbiamo seminato bene. E parlo degli anni, seconda metà degli anni 50, dove praticamente il Cineforum è nato. Venezia era la sezione Faro, credo che sia nato a Venezia, ma anche perché era vicino alla mostra del cinema, e quindi si diede vita a questa forma di interessamento, di interessare il pubblico al cinema con criteri un po' nuovi, cioè cercare di educare a leggere il film. Io tra l'altro provenivo da una scuola di giornalismo, credo che sia stato il primo esperimento fatto in Italia, era la Università di Studi Sociali Prodeo, fondata e diretta dal domenicano Padre Morion. Credo che io sia stato uno dei primi a laurearmi in storia del giornalismo, e lì si studiò cinema. Io quindi mi sono avvicinato al cinema proprio criticamente di cosa. Ricordo il grande entusiasmo che c'era, tanta gente veniva. Noi a Venezia organizzavamo varie proiezioni, ti ricordi Carlo? Erano a Ca' Giustinian, se ne facevano almeno 3 e più, 5 addirittura, e poi c'era la proiezione mattutina della domenica al Giorgione, e si riempiva il cinema al Giorgione, quindi c'era grande interesse, grande entusiasmo, una equipe molto valida di esperti, di cose. Carlo era uno dei giovani rampanti, ma non solo, ma poi dopo credo che le sezioni poi si formavano anche in provincia, e io ricordo che la settimana la passavo in giro tra San Donato di Piave, San Giorgio di Nogaro, di coso, proprio a fare questa attività di Cineforum, presentando i film e prestando le discussioni. Quindi fu un periodo di grande fervore, e credo che fu una stagione molto, molto ricca e fiorente. Io credo che questa forma di educazione, che credo che con la televisione abbia tralignato, purtroppo dovrebbe essere continuare, e dovrebbe essere sempre più rafforzata, in maniera che il pubblico si rendesse conto di fronte a quello che vede, di sapere scegliere quello che è bello da quello che non vale. Questo è un ritrovarmi qui in mezzo a voi, è stato per me una grande gioia e soddisfazione, e non posso fare che altro che augurare a voi anche tutte le migliori soddisfazioni e tante belle cose al Cineforum italiano. No, la cosa drammatica è che lui è identico, mica sono diventato lui è rimasto quello che era. Se vi faccio vedere delle foto incredibili, può succedere. 2, io sono brontolo prima di tutto, quindi ho sentito delle cose interessanti, però se mi permettete non voglio attivare un dibattito. 1, sono d'accordo che Costanzo è un regista sensibile e molto bravo, però c'ha un papà
che si chiama Maurizio, e non è che sia proprio l'ultimo arrivato nel mondo della comunicazione del cinema, quindi d'accordo, ha fatto quello che ha fatto, anche un po' defilato, però forse un minimo di strada facilitata l'ha avuto. Fiduista, ricordiamolo che non voglio arrivare a quello, arrivo alla P2 però, perché ci dimentichiamo, sta piovendo sul bagnato, ma noi quando si parla della storia d'Italia degli ultimi 30 anni ci dimentichiamo che c'è stato un signore che ha sballato la televisione dando 9 miliardi a Raffaella Carrà e creando delle interpellanze parlamentari. C'è stato un signore che ha sballato il mercato dei film per la televisione perché ha comprato i film come li comprava la Rai, che era l'unico che li comprava, li ha pagati una lira, e dall'anno dopo tutte le major americane hanno aggiunto uno zero alle compravendite. C'è un signore che ha sballato il mercato del calcio comprando l'ira di Dio per avere una squadretta e c'è un signore che ha sballato il cinema. Ha cominciato a comprare una multisala, poi si è comprato la produzione, la distribuzione, l'esercizio, che condiziona con le sue sale l'uscita dei film. E quindi se si fa il confronto con la Spagna, si sappia che il mercato italiano che è a 360 gradi sull'immagine è condizionato dal signor B. E allora non dimentichiamo queste cose, non continuiamo a raccontare balle, anche i giovani che non escono, l'impossibilità di fare i film diversi e compagnia, è tutto bloccato da quello. Uno fa un film, se non passa attraverso le sale di Berlusconi non esce. E allora che venga il satellite, che vengano tutte queste cose qua, sono perfettamente d'accordo, sfatiamo tutto questo, però non dimentichiamo. Se no sembra sempre che sia il vicino di casa, poveretto pensionato, che è caduto, ha pestato una cacca di un cane, è caduto, si è rotto la testa, poveretto, no, insomma, quello che ha fatto è quasi nulla di quello che ha fatto, quello che si sa o quello che si vuole sapere. Chiudo e se volete dopo continuiamo anche il dibattito. Invece se partiamo con lo spottino dall'inizio, vediamo questo mio, chiamiamolo sogno, chiamiamolo quello che volete. No, dall'inizio. Vediamo la luce così sarebbe meglio. Sì, però dobbiamo partire dall'inizio. Sì. Perché il digitale c'ha la memoria. Se uno gli dice di ricominciare da zero, riparte da quando lui è stato interrotto. Perché il digitale ha tante cose belle, anche un sacco di cazzate. Buio, al cinema si usava così e siamo al secondo tempo, stiamo per finire. Io ho fatto questa cosa solo perché sono 2 anni che se ne parla, allora dico ma cos'è? Tutte no, ho dovuto vendere una casa per avere i soldi per comprare un'altra casa, ho dovuto cominciare a progettare un restauro, ho dovuto capire che quello che avevo in testa era un po' diverso e che effettivamente bisogna spendere più soldi. Spero di averne a sufficienza perché dopo aver rifatto i muri, l'altana, il tetto, il riscaldamento, rifatto tutto, adesso si tratta di passare ad arredare per riuscire a mettere, allora sono 3 piani di circa 50 metri quadrati, io l'ho comperata con la collezione di quel signore che avete visto sorridente alla fine, che era un panettiere di Venezia che si chiamava Attilio D'Este, appassionato di cinema, di precinema e quant'altro, che aveva accumulato circa 800-900 oggetti, cineprese, proiettori, queste cose, prima pellicola sporca, non so, mi pare tutta la vita che lavoro, ma non mi sono mai sporcato con la pellicola in realtà. Ma comunque
8, Super 8 e mezzo, 16, 35, cose così, lanterne magiche, la visione, quindi prassinoscopi, zootropi, ombre cinesi, ombre giavanesi e quant'altro, cioè un piccolo concetto, non è il museo del cinema. Il museo del cinema è a Torino, che lo sappiate benissimo, un museo straordinario che vi consiglio di visitare, l'ha fatto Matteo Pavesi, che dopo aver avuto una collezione abbastanza interessante ma non molto diciamo complessiva rispetto a Torino, creata da Alberti e da Gianni Comencini, in realtà nella nuova sede, che è all'ex tabacchificio a Milano, ha fatto l'interattività, e se voi andate a questo posto vi divertite come matti, perché ci sono ad esempio dei grandi schermi dove, toccando con i diti, trovate, che so, il manifesto di un film dove potete sostituire il vostro nome a quello dell'attore, oppure c'è una scena, via col vento, Rossella Vara, e voi doppiate al posto e vengono fuori dei piccoli file che voi attraverso internet potete spedirvi a casa, e a casa ve li gestite, ve li stampate. È una cosa notevole, insieme a Ars Magna, Lucis et Umbre, che io ahimè non ho il libro di padre Kircher che per la prima volta parla della lanterna magica, e ad altri oggetti molto pochi, molto selezionati, che fanno parte di questo museo veramente notevole. Io faccio quello che posso con queste cose perché sono a Venezia. Allora, non è che se uno vuol vedere tutto deve andare a Torino o a Milano. I principi, alcune cose fondamentali si possono vedere anche in un posto diverso, dove comunque il percorso della riproducibilità, da quando l'incisione ha cominciato a stampare attraverso xilografia, acquaforte o quant'altro, fino ad arrivare appunto al digitale, tutto può essere visto, documentato, capito sul piano del principio. Ma io non voglio fare un museo. Vi dicevo, sono 3 piani da 50 metri quadrati, e al piano terra io vorrei fare delle mostre temporanee, periodiche, per far vedere appunto insieme, che so, una volta la lanterna magica, una volta la fotografia dell'Ottocento, una volta la persistenza dell'immagine, una volta il video, perché no? Anche cose contemporanee, perché il vedere, la fabbrica del vedere, significa anche cose che si possono fare oggi. Contemporaneamente però al primo piano ci sarà un ufficio che funziona con una biblioteca, saranno circa 10.000 volumi, i film saranno, avete visto, in un lampo si vede, ho fatto anche il buco nel muro, perché digitale finché si vuole, però la proiezione dei film, io ho ancora 1400 cose sporche a casa, che sono film in pellicola che posso continuare a proiettare, e che proietterò con mucho gusto, continuerò a proiettarlo finché ci saranno lampadine, finché ci saranno cinghie di gomma, perché io ricordo proprio qua a Mestre, una decina d'anni fa, Furlan, che diceva finalmente avremo le copie sempre perfette, perché sai, si rigano, voglio dire, una volta il film durava 5 anni, la vita di un film fino a una ventina d'anni fa, e tuttora la vita legale di un film dura 5 anni. Quindi un film usciva in prima visione, poi faceva il proseguimento, poi faceva la seconda, la terza, la quarta, il patronato, ed era ancora disponibile, perché una volta, Nevio se lo ricorda, il Cineforum per fare un film doveva aspettare che passasse anche in televisione, o quantomeno che fosse vicino al passaggio televisivo. Adesso i cineforum si fanno quei film usciti dopo 3 mesi. Un tempo era tutto, quando non c'era questo benedetto digitale, quando non c'erano le cassette, quando non c'era tutto questo. Quindi in realtà, ripeto, a mio avviso non solo si deve continuare a vedere la pellicola, ma la pellicola resterà. Voi credo, non so se lo sapete, ma i più recenti studi tecnologici per salvare il digitale, sapete con che supporto stanno studiando di lavorare? Con la pellicola. Perché il poliestere e l'emulsione con la gelatina bromuro sono le uniche cose che hanno una storia di stabilità oramai conclamato. Tutto il resto, le cassette un po' di più, i DVD, le memorie, le chiavette, nessuno sa quanto durano e quanto possono conservare di qualità nel tempo. Quindi stanno studiando di trasferire i segnali del digitale sulla pellicola 35 mm, che continua in bianco e nero a essere prodotta, perché è l'unica fonte per salvare certamente anche il colore, è la pellicola, il supporto più stabile in assoluto, anche quello del digitale, per salvare. Quindi esisterà ancora la pellicola, sarà usata probabilmente in maniera diversa, tutte le cineteche ce l'hanno, continueranno a dare dei film in pellicola e tirare fuori, sempre che all'italiano non si sia così deficienti da buttare via tutti i
proiettoni, perché il problema non è tanto la pellicola, è gli esercenti e chi gestisce i materiali tecnologici o i pezzi di ricambio. Io mi sono trovato, e poi finisco le polemiche, dentro un paio di meccanismi di restauro teatrale come il subappalto alla ricerca di pezzi di ricambio, di dimmer per la luce o cose di questo genere, hanno dovuto finire in America e in Sud America, dove la Siemens, ad esempio, che aveva finito di produrre da anni questa roba, che in subappalto dove avrebbe dovuto essere nuova ma era invece di magazzino, continuava a distribuire i sottoprodotti vecchi di 20 anni perché altrimenti si fermava la macchina del teatro. Quindi anche non è solo il digitale o la pellicola obsoleta, anche i pezzi, telefoni o cose del genere, dopo un po' non si trova più niente perché si butta via tutto. Quindi, in realtà, allora, quello che io ho intenzione di fare è, primo, uno spazio espositivo, 2, uno spazio con biblioteca, videoteca, eccetera, 3, all'ultimo piano, dove avete visto c'è la capriata che è stata aperta, fare una serie di scaffalature dove tutti questi materiali saranno non solo visibili, ma palpabili. Solo che se uno vuol vedere le cose piccole prenderà una scala e andrà su, casomai se gli serve se le porta giù, cioè non le teche, sarà tutto ovviamente col tempo inventariato, però tutta la parte proprio diciamo di memorabilia, di cose meccaniche eccetera, saranno visibili e accessibili, mentre la parte più legata, chiamiamola pure alla spettacolarità, quantomeno alla diffusione del piano terra, sarà periodica e sarà aperta a chiunque abbia l'interesse o la volontà di farlo. Quindi io sono onorato che nelle vostre tasche la tessera di quest'anno deriva da uno di fotogrammi di Méliès che fa parte della mia collezione. Sono onorato che il mio rotorelief di Marcel Duchamp faccia parte della copertina del numero del vostro convegno che state distribuendo, quindi sono assolutamente disponibile a qualsiasi tipo di rapporto andando avanti. Insomma, mi sto chiudendo in realtà in questa piccola utopia, non so, a Venezia si dice se avrò i Skype al finire, che vorrebbe dire se ho i finanziamenti sufficienti onde poter terminare questo adesso mi muoverò anche per vedere se nel pubblico qualcosa può venire fuori. Comunque io ho fondato un'associazione che si chiama Archivio Carlo Montanaro, ho già avuto dei finanziamenti anche dalla regione, ho fatto il centenario di Pasinetti, mi hanno dato dei soldini, credo di aver fatto delle cose abbastanza interessanti e intendo andare avanti anche in collaborazione con ciascuno di noi e le associazioni che magari in qualche modo quando ero piccolo e lui era così come adesso ho visto nascere. Se ci sono delle domande o altro credo che sia... Sì, per esempio contatti con la ormai nota Cineteca Lucana che ha materiali 40.000... Posso uccidere qualcuno della Cineteca Lucana? Il presidente che si chiama Nino Martino, che però purtroppo ha problemi di salute, dobbiamo dire, ha problemi di salute. Ma io sto aspettando che la Cineteca Lucana, e so che sono lì, tiri fuori i nitrati delle operazioni chirurgiche di Francesco Pasinetti della Cineteca Scolastica, perché il Luce, dopo aver collaborato al risanamento di tutti i film di Pasinetti, era disponibile a restaurare anche quelli. Io non so più niente perché Raffaelli avrebbe dovuto andare a vedere di farli tirare fuori e non ho saputo più niente, da Pierluigi che tra l'altro è molto simpatico, eccetera, e non si va oltre. Io ho cercato per mari, per monti e per valli in America, dappertutto, il giorno della salute di Pasinetti, ed è uno dei 3 documentari, ad esempio, che paiono scomparsi. E nemmeno lì, come di Piazza Navona e come di Città sull'Acqua, non so se appunto rimettendo a posto salterà fuori qualcosa. Sicuramente. No, perché Pierluigi mi ha detto che sono andati a guardare con attenzione, pare proprio di no, però la certezza non ce l'ho. Se c'è da collaborare su qualcosa, io capisco qualcosa di tecnica perché ho anche scritto, credo, l'unico volume italiano dall'argento al pixel dove si parla, e se volete la mia idea, e chiudo velocissimamente proprio sul digitale. Il digitale giustamente è stato definito qualcosa di piatto, in realtà il supporto cinematografico manda sullo schermo la vita, nel senso che se io vedo su uno schermo cinematografico una pellicola e vedo del bianco sullo schermo vuol dire che non c'è niente, c'è solo il supporto e della luce della lampadina. Se faccio una videoproiezione quel bianco che vedo è la somma fra rosso, verde e blu, e già c'è qualcosa che non va.
perché dietro quel rosso, verde, blu ci sono questi migliaia, milioni, miliardi, non so quanti ne riusciranno a fare, di pixel, che crea questa sorta di ordine precostituito che c'è in una qualsiasi cosa digitale. La fotografia impapocchia un po' perché riescono a metterne un po' di più con una superficie più grande, però in realtà questo è uno dei grandi limiti del digitale. Perché? Perché invece i cristalli d'argento, i copulanti coloranti che nella pellicola cinematografica creavano l'immagine, in realtà non possono essere riposti esattamente nello stesso posto come fa il digitale. E quindi nella proiezione, nello schermo, c'è una vibrazione continua che è non percettibile a livello diretto, ma è percettibile a livello subliminale, che dà una grande profondità alle immagini e ne dà quasi, non dico la terza dimensione, ma le ritaglia molto di più. Il digitale invece è fisso, statico, immobile, perché sono gli stessi punti nello stesso posto riportati. Questa è l'enorme differenza, però la stiamo perdendo. È un po' come certe trasmissioni televisive di pubblicità. Credo che ciascuno di voi, se in pubblicità stanno vendendo quegli affarini, una volta vendevano, io sono rimasto a quelle cose per le unghie, per i duroni, uno stava vedendo, magari stava mangiando e si vedeva le unghie tagliate, quelle macchine, dopo un po' non le vedeva comunque, perché si fa l'abitudine a tutto. E invece il cinema quello è. E io mi auguro adesso non voglio fare nulla a livello di età, ma di morire quando non ci sarà più un metro di pellicola da proiettare, quando il digitale sarà definitivo, perché amo tutta la catena, ma amo soprattutto il cinema sullo schermo, e purtroppo anche alle giornate del cinema muto siamo già arrivati al 40% dei restauri fatti con digitale, che costano di meno, e le cineteche cercano i 4K. Il K2 era un film degli anni 50, l'hanno restaurato, ma io mi volevo fermare a quei campanili. Grazie.